Beh, questo mi pare che sia nella logica normale delle cose, nel senso che abbiamo costruito, per esempio, una serie di percorsi normativi giuslavoristici che permettono alle aziende, alle imprese, agli alberghi, ai ristoranti di tenere aperto con la flessibilità occorrente ai visitatori. Nel momento in cui questa esiste e gli operatori non dovessero aprire, è evidente che la risposta del sistema e quindi della città non è stata sufficiente rispetto all'iniziativa. Peraltro io credo che non sarà così, che la mostra avrà un grande successo e che questo successo sarà dovuto anche alla robusta collaborazione che noi abbiamo reso disponibile. Chi deve muoversi, Presidente, appunto, visto che voi, il sistema, insomma, Confcommercio, ha fatto quello che poteva fare? A chi tocca adesso? Allora, primo, noi abbiamo lavorato in una logica provinciale. Noi crediamo che ci sia la possibilità, grazie all'idea della città capoluogo, di portare delle iniziative importanti, che queste producano un risultato significativo per tutti se si trasferiscono sul territorio. Quindi, per rispondere alla sua domanda, chi deve intervenire? Tutti coloro i quali, quindi i comuni, che hanno posto la tassa di soggiorno e che devono destinare parte, se non una robusta parte di questi proventi, a far sì che queste iniziative e la promozione territoriale provinciale prenda il proprio avvio e diventi una realtà incontrovertibile. Per il rilancio della città serviva un evento di questa portata, Presidente? Io credo che per il rilancio delle città, che dal mio punto di vista sono centri storici e centri urbani, servano un insieme di manifestazioni che però abbiano uno spessore culturale e di richiamo tale per cui non si confondano mai con le sagre paesane. Non abbiamo nulla contro le sagre paesane, ma se in un territorio che comincia ad andare in crisi per una serie di modelli, penso alla produzione manifatturiera, vogliamo creare un'alternativa, beh, questa alternativa deve essere rispondente alla qualità del territorio e alle sue proposte. Quindi le sagre paesane non vanno bene, servono richiami, iniziative, attività che portino persone da una distanza ampia, oltre la regione, e che le facciano pernottare. E questa può essere così. Questa può essere un'opportunità se, come noi abbiamo cercato di fare, avrà una declinazione provinciale, cioè se sarà in grado di mettere insieme la città capoluogo e le sue bellezze, ma anche il Museo della Grande Guerra di Vittorio Veneto, quindi spostando le persone di 50 km, l'opera in piazza di Oderzo, le ceramiche che ci sono a Castelfranco e potremmo continuare all'infinito, cioè sarà in grado di proporre qualcosa che si stacchi rispetto a ciò che c'è stato in giro. La dimostrazione più evidente è stata la recentissima uscita su Sereno Variabile di Treviso, che ha avuto uno share elevatissimo perché ha proposto la città con il corollario del suo territorio.